Effettivamente per tutti noi è il primo lavoro dopo il lockdown, siamo stati fermi, credo tutti noi da marzo, anzi da prima di marzo, quindi è la prima volta che ci ritroviamo in sala. È una sensazione strana perché da una parte c'è appunto, è tutto nuovo, è come se si cominciasse anche fisicamente, a me sentivo di non essere pronto sia psicologicamente che fisicamente. È stato un po' faticoso iniziare. Da un'altra parte però, come se non fosse successo nulla, cioè è stato semplicissimo poi ritrovarsi nelle abitudini, nelle cose, che è un po' quasi, non dico un peccato, però non vorrei perdere cose capite e pensate e individuate durante quel periodo particolare. Però la sensazione adesso, già al secondo giorno, è come se non avessimo mai interrotto, cioè sembra lontanissimo anche il lockdown, sembra una cosa che è avvenuta molto tempo fa, infatti è una sensazione molto strana. Probabilmente anche la routine, l'abitudine al lavoro che è vecchia di decenni ormai, sta avendo il sopravvento, quindi ha ripreso un po' possesso di tutto e anche psicologicamente. 2 giorni fa ero molto preoccupato perché appunto chissà se avrò l'ispirazione giusta, le idee giuste, chissà se il ritmo sarà buono, invece già al secondo giorno sembra di essere nella routine di sempre. Tema portante, il più semplice di tutti, che è quello dell'amore, così ci permetteva anche di avere balletti dell'Ottocento, balletti moderni, perché poi la danza ha saputo raccontare l'amore in maniera eccezionale e in modi molto diversi. Quindi avevamo due percorsi da seguire, uno stilistico, cioè partire dal repertorio più puro che è ad esempio Giselle o Corsaro, fino ad arrivare ai giorni nostri, parlando sempre di danza, chiamiamo danza classica, ma che vuol dire quel tipo di fisicità, quel tipo di ballerino che ha un'impostazione classica, quel tipo di linea anche, però portato anche ai giorni nostri, quindi abbiamo coreografie veramente molto attuali. Per quanto riguarda la creazione, c'è l'altro, appunto dicevo, un tema è quello stilistico, l'altro è quello dei contenuti, per cui l'amore ha tante forme, tante possibilità. Ci sarà un duetto maschile, ci sarà l'amore drammatico appunto di Giselle, come quello più avveniristico e futuristico della coreografia di Philip Kratz, ad esempio. E poi c'è anche questa storia che abbiamo voluto inserire di un amore tra una donna più grande e un uomo molto giovane, che è forse un po' un tabù per i nostri tempi, perché mentre al contrario ci sembra normale o comunque lo vediamo tutti i giorni, un giovane uomo sembra per noi un tabù, questa cosa che si possa innamorare di una donna più grande. Il tema è delicato e quindi stiamo cercando di costruirlo con, appunto, la parola giusta è delicatezza, cioè veramente cercare un equilibrio anche poetico di delicatezza. Poi c'è un'inquietudine perché è qualcosa che li prende alla sprovvista, che non cercano, nessuno dei due cerca, si ritrovano troppo coinvolti e si spaventano anche, per questo il titolo è Senza paura, perché poi affronteranno questa cosa, ci vuole coraggio, sembra assurdo ma ci vuole coraggio per una storia d'amore di questo tipo. Come dicevo, la sensazione che ho in questo momento, ma non solo per me, anche un po' intorno, è che si stia facendo finta di niente, cioè un grande desiderio di tornare alla normalità, quindi dimenticare il lockdown. E in effetti la sensazione è un po' quella, come se fosse una cosa lontana. Credo che tutto ciò che abbiamo assimilato, maturato e come dire, inglobato durante il lockdown si farà vedere col tempo, avrà bisogno di tempo, riuscirà, ci sarà un momento in cui arriverà fuori prepotentemente. Per quello che mi riguarda, sento adesso, grazie anche a questi video un po' stupidi, ma che avevano una cosa buona, erano da un punto di vista
creativo erano anarchici, e quindi genuini, era una creatività più pura di quella che posso permettermi quando si fa un lavoro su commissione, ad esempio. Quindi quello che voglio cercare di fare in futuro, e cercherò anche, ad esempio, col prossimo lavoro importante che mi è stato commissionato dal Maggio Musicale, lì voglio cominciare a appunto ragionare in maniera più anarchica, cioè sentirmi libero di percorrere la creatività senza troppi vincoli, senza aspettative, senza, come dire, preoccuparmi troppo del giudizio altrui. Questa è stata forse la più grande conquista. La conquista ancora no, è da fare, però la sfida è quella, cioè di liberarsi veramente dai pregiudizi, dalle attese, dalle ansie, cioè lasciare la creatività veramente più libera.